Riflettori puntati sul Consorzio Universitario di Agrigento. Venerdì 13 aprile alle 10:30 è stato convocato un consiglio comunale aperto dedicato alla vicenda del polo didattico agrigentino. Lo rende noto il capogruppo di Agrigento Cambia, Pietro Vitellaro. Sarà presente all'appuntamento tra gli altri anche il rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari. Hanno dato piena disponibilità anche molte associazioni universitarie, mostrandosi disponibili a un confronto, commenta Vitellaro. Invito tutti gli interessati a partecipare poiché sarà un'occasione importante per affrontare con chiarezza e concretezza ogni singolo aspetto. Non possiamo permetterci di perdere una struttura così importante ed abbiamo il dovere morale e la responsabilità politica di fare tutto ciò che è in nostro potere per uscire da questa fase. Il consorzio universitario, affidato prima all'avvocato Gaetano Armato, all'assessore regionale all'economia ed attualmente amministrato dall'esperto economista Pietro Busetta, rischia di morire perché non ci sono più corsi di laurea attivi. Palermo, l'Università Centrale, ha tagliato tutto quello che poteva essere tagliato, cioè tutto, architettura e giurisprudenza. E adesso sono agli sgoccioli anche i corsi di studio in beni culturali, accentrato a Palermo, servizio sociale triennale, archeologia magistrale. Il CUA rischia il default con ovvie ricadute negative sul territorio.